È il volto di Don Dante Carraro, direttore del QAM, a lanciare un messaggio che arriva dritto al cuore. La preoccupazione da organizzazione italiana per il nostro paese, il cuore a sperare che si riesca a non lasciare sola l'Africa, un continente fragilissimo dove da 70 anni lottano gli operatori sanitari di Medici con l'Africa. Anche noi, Medici con l'Africa QAM, stiamo soffrendo, partecipando al dolore di tante famiglie, di tante situazioni, di tanti operatori sanitari che si stanno spendendo in maniera encomiabile a servizio della gente. E poi l'Africa. Negli ultimi 3-4 giorni i casi sono passati da 500 a 800 in tutta l'Africa, anche i paesi dove noi lavoriamo stanno lentamente crescendo e la preoccupazione è forte. Perché i sistemi sanitari africani sono debolissimi e se l'epidemia si diffonde in questi paesi diventa veramente un disastro, può diventare un'ecatombe. All'Italia il QAM sta donando 4 respiratori per la terapia intensiva. Il Veneto a Schiavonia, in Cremona in Lombardia, Parma in Emilia-Romagna e Iesi nelle Marche, per un totale di 100.000 euro. Volevamo fare anche di più, ma questo è quello che pensiamo di riuscire a farlo con l'aiuto di tutti. Quindi 4 respiratori per mostrare e dire, ma soprattutto per sentirlo dentro di noi, questa vicinanza a un territorio che in tanti momenti ci ha aiutato, adesso è questo territorio che ha bisogno e vogliamo essere vicini alla nostra gente anche in maniera concreta. E poi un appello per l'Africa più fragile che mai. Proteggere il nostro personale perché sono operatori sanitari in 23 ospedali e abbiamo bisogno di mascherine, di guanti, di gel alcolici, di camici, materiale di ricambio, monouso e poi contenere l'epidemia. La misura più importante è anche quella di fare un centro di isolamento in ciascuno degli ospedali, piccole tende dove isolare i casi sospetti.